Questo primo colpo di mazza è simbolico per dire che finalmente l'amministrazione del sindaco Luigi Brugnaro dalle parole passa ai fatti e cominciamo a demolire ciò che c'è di abbandonato in questa realtà. E un po' alla volta riusciremo finalmente a liberare questa area dall'abbandono. Prima i colpi di mazza dell'assessore al patrimonio Renato Boraso, poi al Campo Sinti di Via del Gran Turco entrano in azione le ruspe. A venire abbattute le prime 5 delle 38 casette realizzate nel 2009 dalla giunta Cacciari, con una spesa di 3 milioni di euro e una lunga coda di polemiche. Altre 4 seguiranno a stretto giro. Tutti edifici ormai abbandonati dai loro inquilini, che nel frattempo hanno preferito andarsene altrove. Il riutilizzo, anche volendo, non sarebbe stato possibile per le pessime condizioni degli immobili. Non resta dunque che smantellare. Perché lo facciamo? Perché ci è arrivata voce del rischio concreto che da altri campi in via di smantellamento in altre parti del paese, Milano, Roma, Napoli, ci sarebbero delle persone interessate a trasferirsi qui o spostarsi sapendo che ci sono delle case vuote, degli edifici possibilmente occupabili. Questo non deve accadere, non vogliamo in qualche modo ritornare a un campo straffollato, non vogliamo che da altre parti arrivino qua e quindi togliamo assolutamente ogni possibile spazio per future occupazioni. Alla fine, ricorda la vice sindaco e assessore alla casa Luciana Colle, l'intero campo dovrà essere abbattuto per legge e le persone che ci vivono integrate nella comunità. Solo allora si potrà parlare di assegnazione di case pubbliche per quanti ne hanno titolo. Le persone che abitano qua devono imparare a vivere civilmente, cioè trovarsi un lavoro, inclusione, scolarizzazione dei ragazzi e quindi andare a scuola, riuscire a vivere pacificamente in forma proprio civile. Dopodiché si può parlare di inclusione in case, perché altrimenti noi non possiamo permetterci di creare problemi al territorio, assolutamente.